La mostra Bellessere e benessere, il cavallo nell'opera di Gian Calogero nasce da una mia intuizione che Brevis ha accolto come si accoglie un sogno, che oggi è diventato realtà qui all'Istituto Incremento Ippico della Sicilia, nella nostra Catania, nel cuore antico della nostra Catania, nel luogo che è il Tempio del Cavallo. Uno studio fatto circa un anno fa e che Brevis ha accolto nel febbraio del 2025, dedicando, devo dire, anche ampio spazio sia iconografico che alla parola, dove per la prima volta ho presentato questa idea, questa intuizione di un cavallo errante per le strade della città, ma per le strade del mondo. Il cavallo di Calogero è un cavallo in viaggio, pronto sempre a partire e financo a volare, diventa Pegaso che vola e sorvola sugli umani affanni. Ebbene, è così, fra le pagine di Brevis Pegaso ha spiccato il volo ed è riuscito a riprendersi quel senso forte di statuaria classica che è identità nell'opera del maestro Calogero e che è sicuramente appartenenza a una terra che è terra del mito, che è terra greca, e Calogero ci tiene a dire: io sono greco, io sono nato nella terra del mito, e celebra nelle sue opere, anche attraverso la statuaria classica del cavallo, questa terra, ed è la stessa terra, lo stesso luogo che celebra Brevis, il mensile di cultura e società di Gaia Editori, che mira sempre a scoprire, a dare voce soprattutto a quelle che sono le nostre eccellenze, a far venire fuori il genus loci, e credo insomma che Catania abbia molto da dire in tal senso. Questa mostra nasce pertanto da uno studio ed è un progetto, cioè non è soltanto l'esposizione di quadri messi insieme sicuramente con l'abilità della curatrice o di chi ha studiato il maestro Calogero, quindi mia in questo caso, ma nasce con l'idea di offrire alla città, così come fa Brevis, quindi in sinergia assoluta con gli editori di Brevis e con il suo caporedattore, di far venire fuori questa sinergia con la città. Brevis, come la mostra Bellessere e benessere, si offre a Catania e apre le sue porte a Catania. Brevis è un libriccino tascabile che noi possiamo portare ovunque, possiamo portare sotto l'ombrellone. Ecco, questa mostra deve arrivare ovunque, è stata ovunque, è arrivata, è partita dal basso, si è aperta ai bambini delle scolaresche, ai bambini dei quartieri, a quei bambini che non sanno cosa significa sognare, a quei bambini che non hanno mai neanche provato ad immaginare cosa potesse esserci qui dentro, e qui dentro si è aperto ai loro occhi un sogno. Bene, allora il rapporto fra Brevis e Bellessere e benessere è senz'altro e primariamente un rapporto di come dire, umani intenti, ma anche di intenzioni proprio prettamente professionali, se vogliamo, no? Perché io ho offerto il mio studio e la mia professionalità a Brevis l'ha accolto e ha accolto un sogno che oggi è diventato un immenso sogno ed è diventata una realtà molto oltre le mie aspettative. E allora oggi mi corre l'obbligo, ma è un obbligo di cuore, se così vogliamo dire, restituire tutta questa bellezza in termini di gratitudine a Brevis, che accolgo qui con grande gioia.